Amici bellini, benvenuti in questo nuovo video. È un video diverso e noi ci facciamo aiutare dall'app OneFootball che io vi invito a scaricare perché, come vedete, c'è un riepilogo delle situazioni che sono successe ieri del mercato e le nuove novità. Però se l'avete cliccato siete stati anche un po' attratti dall'anteprima, no? Dalla thumbnail, quindi andiamo senza indugio a cominciare e poi dopo parliamo anche di questo punto sul mercato perché molte cose stanno cambiando. Andiamo subito. Amici, allora è notte, ma mi è arrivato un pacco e non credo sia possibile. Ma lo apro davanti a voi perché così faccio anche una prova registrazione. Ho fatto dei settaggi nuovi del microfono e si dovrebbe sentire bene e non ci dovrebbe essere ritardo. Poi magari faccio un controllo e aggiusto, ragazzi. È proprio arrivata, è proprio lei. Attenzione, non pensavo doveva arrivare il 21 ottobre o something like that. Allora, primo dettaglio, come si vede, è la toppa Coppa Italia che te le ha mettere tu. Il che vuol dire che queste magliette le hanno preparate e provate prima che il Napoli vincesse la Coppa Italia e ci sta tutta. Allora, questa è quella là del portiere, e di portiere si deve dire Ospina, ma per me questa è la maglietta di Meret, è la replica, è dorata, e qua posso fare una bella protesta con Amazon e mi faccio anche rispedire i soldi. No, non penso faccio sta bastardata, però la foto su Amazon e chiaramente ve la metto qua a fianco, vedi? Questa è la foto che stava su Amazon e questa è la maglietta effettiva, che ovviamente non è beige, ma è dorata. E adesso voi mi dovete dire che ne pensate. Ah? Allora, io ritengo che oro e rosso è una roba... ci sta bene. Ci sta bene anche il bordino bianco, secondo me. Adesso la indossiamo. Ovviamente questo è in rilievo in plastica. Questo è cuscito in rilievo. Bene, mi piace. E il colletto è diverso da quella là da gara. È più semplice ed preferisco pure. Anche se qua dicono gara. Però gara non significa, perché questa non è la gara. Bello la N del Napoli qua. E anche la SSC Napoli qua con richiami azzurri che troviamo sulle maniche da questa parte. E poi c'è la Kimbo dietro, si vede? E la scritta MSC Crociere è in blu, che non richiama niente. E quindi continuo a vedere degli errori. Perché se questa qua è blu, adesso voi con le luci non vedete, ma questa è blu. E poi fai le cose della K nere. Sono occasioni perse, capito? Non capisco. Fai la cosa della K blu, almeno richiami uno sponsor. Niente, colori a crepapelle che continuano. Vabbè, facciamo una magia, me la metto direttamente addosso, così, guardate. Eccoci qua. Allora, vediamo un pochino come in video, come si vede. Allora, tenete presente che la maglietta replica veste diversa dalla Combat, quindi Pochi Vanzel si vede sempre, anche se dovrebbe aiutare la vestibilità. Questa mi pare che ho preso una M. Vi dirò, sarò onesto. Mi piace perché è il Napoli, ci piace perché è il Napoli, però ci sono tanti, il colletto bianco non ci azzecca con tutti questi colori così. La scritta lì, poi dovrei mettere la cosa della Coppa Italia a mano. Stavo perdendo la Coppa Italia. E poi che cos'è? Adesivo? No, vabbè, questa penso si deve stirare, non lo so. La mia ragazza lavora in el fashion, quindi me lo dirà lei, me lo farà vedere lei. Non lo so, ditemi voi nei commenti che cosa ne pensate. Io una maglietta ogni anno me la devo comprare e deve essere di colore diverso dalla maglietta che ho comprato l'anno prima, altrimenti che si fa? Quindi per questa non l'ho preso azzurra, credo che questa qua la tengo su lì, non credo, però è da Champions, mi piace il fatto che sia dorato. Poi che c'è blu, azzurro, bianco, nero, oro, rosso, bianco, blu scuro, blu chiaro, un macello. Avete fatto un macello, si può dire? Si può dire.
Ma non è la peggiore nel mondo, perché ci sono state magliette tipo questa, tipo questa, tipo questa, tipo questa e anche tipo questa, quindi voglio dire, ci è andata anche. Allora, se è vero come è vero, facciamo un attimo un riepilogo di quello che è successo ieri, poi se ci saranno novità nella giornata di oggi, visto che voi vedete questo video al mattino e io starò ancora. Mentre lo vedete lasciate il like, perché io sto nel pieno del sonno, quindi mi sveglio e trovo tutti i vostri like e comincia la giornata in maniera diversa. Il bello dell'internet è pure questo, cioè io ho visto cose in giro sul caso Suarez, che i meme, ma la straordinarietà e la genialità di alcune persone. C'è questo qua per esempio con Recoba, no? Perché adesso che gli interisti, no, cercano di sfottere i juventini sul caso del passaporto, e i juventini devono ricordare all'Inter che c'è lo scandalo passaporti anche per loro. Poi che cosa c'è stato più? C'è stato questo detto, questo non sono sicuro, che non l'ho confermato, nel senso non l'ho approfondito, potrebbe anche essere un fake, ma pare che la signora Stefania Spina, una dell'università di Perugia, Stronger, che praticamente una tifosa juventina, quindi anche per questo, magari anche senza pressioni, l'ha fatto andare liscio nella speranza che andasse poi alla Juventus. Che altro c'è stato più? Vabbè, questa è una facile battuta, abbiamo fatto anche noi, che masticava così bene l'italiano. Questa pure mi piaceva. Ricapitolando, la Juventus voleva acquistare Suarez, la Juventus aveva necessità che diventasse cittadino italiano, la Juventus organizza l'esame si rivela una truffa concordata, gli investigatori brancolano nel buio alla ricerca del mandante. Ecco, queste sono quelle cose bellissime. Un'altra foto su Suarez, se avrei copiato, se ve l'avessi detto, vabbè. E poi questa è una chicca, questa non ha bisogno di niente di scritto, perché è pregna già così, e la faccia è straordinaria, vista l'omonimia del comandante con il colonnello. E poi un'ultima cosa che ho visto, una risposta juventina che sto vedendo copiata e incollata un po' in giro dappertutto. Siamo a settembre e ci hanno già accusato di aver corrotto gli arbitri, plusvalenze fittizie, aggiotaggio, passaporti falsi. Capisco che 9 anni sono lunghi, ma in questo modo non ci arrivate a maggio. E qua mi fa riflettere una cosa, dico, ma voi siete orgogliosi di queste cose qua? No, perché queste accuse non è che sono poi tanto campate in aria. Cioè io qua leggo un orgoglio, dire si è il famoso Rosicate che io citavo sempre. Corrotto gli arbitri, abbiamo visto che Calciopoli è esistita, e quindi è esistita. Le plusvalenze fittizie e l'aggiotaggio, sì, perché con Muratore venduto a 8 milioni, che poi l'Atalanta lo dà in prestito alla Reggiana, vale 8 milioni Muratore, lo dobbiamo ancora scoprire. Ma questo è solo un esempio su cui io mi sono fissato, non c'è bisogno di andare nella scazzetta. E l'aggiotaggio è praticamente si può ricondurre alle plusvalenze, ma anche in generale quando tu aumenti il valore di una merce o di qualcosa in maniera fraudolenta, che poi non è quello il valore. E ragazzi, la società è comunque la Juventus è una società quotata in borsa. Se tu spingi per esempio la notizia di Suarez alla Juventus, il titolo sale. Se poi invece tu ci dici no, non ci interessava, non ci siamo mai insomma interessati al giocatore, perché poi ti puoi togliere da mezzo questa storiaccia, e lì hai fatto salire una cosa in borsa. O poi potrete dire giustamente, quelli i giornalisti se le inventano loro, ma tu puoi smentire, se non smentisci perché ti fa comodo. Passaporti falsi, l'abbiamo visto qua, insomma tutte queste cose qua, tutto questo onore in queste accuse, sinceramente io non ce lo vedo, ma magari sbaglio io cerco di essere neutrale il più possibile, poi alla fine la rivalità sportiva esce sempre. Ma nel frattempo facciamo un attimo una cosa proprio velocissimo, perché sennò questo video è troppo lungo e non ve lo guardate. Si parla di Skriniar verso il Tottenham scatenato, se è tutto vero. La notizia che il Tottenham fosse interessato a Milik noi l'avevamo detta tempo addietro, quando tutti parlavano di Roma è fatta, io dissi se non è la Roma è il Tottenham, quindi potrebbe essere lui o il Newcastle, qualcuno dice, o il Valencia, qualcun altro dice. Insomma, in qualche modo ce ne liberiamo, ma pare che il Tottenham sia interessato anche a Skriniar. Marotta chiede 60 milioni.
è tosta, e se poi riescono a vendere Skriniar si tuffano su Milenkovic della Fiorentina, che secondo me è un ottimo acquisto, un giocatore da fantacalcio che ha il vizio del gol, insomma non sarebbe proprio, sarebbe una buona plusvalenza, nel senso cedi un giocatore, lo vendi a di più del sostituto, e il sostituto potrebbe comunque valerti tanto, quindi questa è un'ottima operazione dell'Inter dopo una serie di operazioni, i famosi vecchietti, che però ti possono far vincere quest'anno, ma potrebbero anche non farti vincere niente, come l'anno scorso, 0 titoli, e quindi poi alla fine non ti li rivendi e c'hai questi ingaggi sul groppone. Abbiamo visto com'è difficile liberarsi di certi ingaggi. Gulam, ce l'ho con te. La Roma insiste che si vuole comprare Smalling, e qua mi incazzo sulla questione Torreira a metà tra Torino e Atletico che ha opzionato a quanto pare Suarez. Torreira se va al Torino allora il Napoli sta facendo l'errore, perché se Torreira andasse, che ne so, dall'Arsenal passa al Chelsea, va al Borussia Dortmund, va da un'altra parte, ok, ma se va al Torino allora vuol dire che era un'operazione che il Napoli poteva fare, e a noi, mancandoci ancora un centrocampista, vuol dire che stiamo facendo un errore, perché Torreira sarebbe ottimo nel giocare a 2, nel giocare a 3, si può adattare. Torreira sarebbe un ottimo centrocampista. Nel frattempo anche il Genoa continua a muoversi dopo aversi comprato una serie di tutta la Juventus B, e insiste su Sanabria. Ci sarebbe sempre sulla sponda Inter di capire la situazione. Nainggolan torna al Cagliari, resta all'Inter, se fosse libero, ma perché non ci pigliamo noi? Ma non per altro, Nainggolan è uno che rompe gli spogliatoi, io non sono molto avvezzo a questo tipo di giocatore, però è belga, e allora avendo Mertens in squadra, nello spogliatoio, se la gestisce lui, e quindi mi sarebbe gradita l'operazione, che però non sta scritta da nessuna parte, e quindi ce la stiamo inventando noi. Da New York, Valerio Fu tutto, grazie per aver seguito questo video mattutino per voi, notturno per me, e se c'è dell'altro voi fatemelo sapere adesso nei commenti. Io quando mi sveglio facciamo l'altro e andiamo a vostra disposizione. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi, e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solito, non mi ricordo.